presi d'intraccio i due giovani aggressori dell'ex primario Pierpaolo Urbani. Erano pronti a colpire di nuovo, visto che sono stati sorpresi sempre a Conegliano. Soddisfazione per la soluzione del caso, ma anche amarezza da parte della vittima della rapina. Temo che tra qualche giorno i miei aggressori ce li ritroveremo per strada, dice l'ex primario. Ancora furti a San Gaetano di Montebelluna, dove i residenti hanno organizzato delle ronde per sorvegliare il quartiere. Lunedì sera avevano notato dei droni sorvolare la zona. Infortunio sul lavoro in un cantiere edile di Asolo. 57enne operaio di Borso del Grappa perde i sensi, ricoverato in ospedale. Usufruiranno di un consistente sconto di pena. 4 dei minori coinvolti nel delitto Favaretto a Treviso nell'udienza preliminare hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova. Minorenni che attraversano i binari all'arrivo del treno in corsa oppure attraversano il terraglio con il buio, a fari spenti, in bicicletta, folli sfide di ragazzini a Mogliano e continuano i raid dei baby vandali. 2 comunità in lutto, Conegliano e Santa Lucia di Piave, per la tragica morte del 67enne Bruno Tomasi, storico pasticcere che ha perso la vita ieri sera in un incidente. Le parole della sorella e degli amici. Blitz della Guardia di Finanza in una discoteca della Marca la notte di Halloween. Dei 33 dipendenti presenti, 22 lavoravano in nero. Cambia l'età minima per guidare gli autobus e arrivano i primi autisti diciottenni come Riccardo Casagrande, un segnale positivo per un settore alle prese con la mancanza di conducenti. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque ripartiamo dalla rapina della scorsa settimana a Conegliano, vittima l'ex primario Pierpaolo Urbani. I carabinieri infatti hanno rintracciato i presunti aggressori, si tratta di 2 giovani stranieri di 26 e 28 anni. Il primo è finito in carcere, il secondo è stato denunciato, erano pronti a colpire di nuovo visto che sono stati sorpresi nuovamente a Conegliano. Hanno continuato ad aggirarsi imperterriti per Conegliano i 2 malviventi che lo scorso 27 ottobre avevano aggredito e rapinato davanti alla sua abitazione di via Tiepolo l'ex primario Pierpaolo Urbani, strappandogli via il Rolex e il bracciale d'oro. Proprio a Conegliano, a distanza di una settimana da quell'episodio, i 2, già identificati nelle prime fasi di indagine, sono stati sorpresi a bordo di una macchina diversa da quella utilizzata per la rapina al medico nel corso di un controllo stradale di polizia e carabinieri, mentre con tutta probabilità erano a caccia di nuove vittime, trattandosi di soggetti già responsabili di altre aggressioni ad anziani. Con loro un terzo individuo che risulta al momento estraneo al blitz in via Tiepolo. A incastrare i 2 indagati i filmati delle telecamere di videosorveglianza di casa Urbani. In particolare il 26enne marocchino aveva le fattezze, quindi il viso corrispondeva a quello del soggetto fermato, mentre l'altro, il 27enne rumeno, era abbigliato, quindi aveva la felpa e le scarpe che corrispondevano al soggetto che però non era stato ripreso in volto. Quindi sulla scorta di questi approfondimenti, d'accordo con la Procura della Repubblica, abbiamo operato il fermo iniziato del delitto nei confronti del marocchino, che non ha fissa dimora in Italia ed è domiciliato in Spagna, mentre nei confronti dell'altro soggetto, che è residente in provincia di Verona, abbiamo operato come denuncia stato di libertà, quindi poi attenderemo le eventuali decisione della Procura. Il 26enne marocchino domiciliato in Spagna era già stato rinviato a giudizio per un'altra rapina a un pensionato avvenuta il 1° marzo del 2024 a Venezia. Ora si trova rinchiuso in carcere a Treviso. Il complice, un 28enne romeno residente a Isola della Scala, è anch'esso gravato da precedenti di polizia. È intestata a quest'ultimo la Renault Megane con targa spagnola, a bordo della quale, il giorno dell'aggressione a Urbani, i 2 si sono defilati da via Tiepolo, forse insieme proprio a un terzo complice. Il Targa System ne ha rilevato i movimenti. Hanno atteso probabilmente la vittima ideale e mentre uno, in particolare il 26enne marocchino, lo ha preso al collo e trascinato a terra, l'altro ha strappato materialmente la catenina che il dottor Urbani portava al polso e l'orologio di pregio che lo stesso indossava. La refurtiva non è stata ritrovata neppure in fase di perquisizione domiciliare. Approfondimenti sono in corso sulle 2 auto in uso agli stranieri per verificare la loro eventuale presenza sulla scena di altri reati analoghi. Ricordo che questo tipo di crimini sono particolarmente esecrabili, soprattutto perché si rivolgono nei confronti di persone che hanno una minorata difesa in ragione dell'età, quindi questo li porta ancora a essere più pericolosi rispetto ad altri.
Soddisfazione per la soluzione del caso, ma anche amarezza da parte della vittima della rapina di Conegliano, l'ex primario Urbani, che ai nostri microfoni dice: temo che tra qualche giorno i miei aggressori ce li ritroveremo per strada. Io sono molto pessimista perché reputo che fra 8 giorni siano già fuori. Accoglie con sollievo la notizia dell'identificazione e il fermo dei suoi aggressori, il dottor Pierpaolo Urbani, vittima della violenta rapina di fronte alla sua abitazione a Conegliano. Malgrado questo, l'ex primario di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto guarda al dopo con amarezza e disillusione, temendo che i due non saranno adeguatamente puniti. Ci ritroviamo lo stesso a piede libero, latitanti, in contumacia. Sono pessimista perché lo Stato di diritto credo che ancora non esista in Italia. Qui in Italia c'è questo buonismo, no? Che a me dà un po' fastidio perché non siamo in uno Stato di diritto. Secondo me le leggi ci sono, ma non vengono applicate. C'è tutto quello che si vuole, però, ripeto, fra il buonismo, fra poverino, attento qua, attento là, io sono sicuro che fra 8 giorni posso rincontrarli per la strada. Ad oggi i due indagati sono l'uno rinchiuso in carcere a Treviso, l'altro denunciato. Urbani lo ha saputo da una telefonata e al di là di quello che ne sarà dei due giovani stranieri indagati, si dice comunque soddisfatto per la rapida soluzione del caso. Pensavo quelli là non li si vedono più, la macchina mi avevano detto che era stata avvistata a Domodossola, da quelle parti là, e quindi addio. E i carabinieri sono stati non bravi, bravissimi, ecco, perché nel riconoscerli nella fotosegnaletica e nell'agire loro non avrei scommesso, ripeto, l'unghia di un dito sinistro che sarebbero stati presi in tempi così celeri, così rapidi. Ancora furti a San Gaetano di Montebelluna, dove i residenti hanno organizzato delle ronde per sorvegliare il quartiere. Lunedì sera avevano notato dei droni sorvolare la zona e delle persone sospette. Stanotte i ladri sono tornati. Stanotte verso le 4 hanno sentito rumori e il signor Sergio ha trovato presso l'abitazione del figlio che vive all'estero la finestra sfondata, buttata per terra e la casa su quadro. Il balcone forzato, la finestra del bagno letteralmente divelta e la casa sottosopra. Non c'è pace a San Gaetano di Montebelluna, dove i ladri, dopo i colpi di una ventina di giorni fa, sono di nuovo tornati, stavolta in via Borgo Innocenti, a 2 passi dalle case prese di mira nelle vie Giotto e Picasso. I residenti che avevamo incontrato ad ottobre, che hanno nel frattempo organizzato delle ronde per sorvegliare il quartiere, si sono insospettiti lunedì quando hanno notato ancora una volta dei droni sorvolare la zona. Abbiamo visto ancora i droni, siamo usciti un attimo a monitorare, dopo non avevamo visto altro in particolare, e invece Dennis ha visto sopra la ferrovia 3 individui accovacciati in mezzo al campo, li ha inseguiti. Sono stati avvisati i carabinieri, ma le persone sospette si erano già dileguate, sempre seguendo la ferrovia, che secondo i residenti continua ad essere la via di arrivo e fuga dei malviventi. Ammetto che comunque noto più attività da parte delle forze dell'ordine, cioè non è che ci stanno dormendo sopra, però secondo me va monitorata di più la zona della ferrovia, perché arrivano sempre lì. E così evidentemente è stato anche stavolta, con l'ennesimo colpo messo a segno in una villetta vicino alla linea ferroviaria. I residenti di San Gaetano, che hanno chiesto un incontro al sindaco Bordin, sono molto preoccupati. Il fatto è che noi siamo un po' disperati, perché una volta ogni qualche anno, una volta ogni anno, adesso siamo arrivati una volta ogni 2 giorni. La settimana scorsa hanno colpito via Traversaghi, che è sempre vicino a San Gaetano, fa parte di un'altra fazione di Montebelluna, e anche lì si sono intrufolati su delle abitazioni e hanno fatto dei colpi. Quindi la situazione è veramente grave. Infortunio sul lavoro invece ad Asolo, un operaio è caduto dall'impalcatura perdendo i sensi.
Un operaio 57enne residente a Borso del Grappa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere ad Asolo. L'uomo è precipitato da un'impalcatura mentre stava posando delle travi in un'abitazione in ristrutturazione. Sul posto sono accorse un'automedica, un'ambulanza di Pedemontana Emergenza, oltre all'elicottero di Treviso a supporto. All'arrivo dei soccorritori, l'uomo, che dopo la caduta ha perso i sensi, aveva già ripreso conoscenza. L'operaio è stato portato all'ospedale di Castelfranco Veneto per accertamenti. Sul posto anche gli operatori dello Spisal per chiarire la dinamica dell'incidente. L'omicidio di via Castelmenardo a Treviso usufruiranno di un consistente sconto di pena 4 dei minori coinvolti che stamattina a Mestre hanno chiesto durante l'udienza preliminare a loro carico il rito abbreviato e la messa alla prova. Il 2 dicembre davanti al giudice compariranno invece i 4 maggiorenni coinvolti nell'aggressione a Francesco Favaretto. Se la caveranno con la messa alla prova 4 dei minorenni coinvolti nell'omicidio del 22enne Francesco Favaretto in via Castelmenardo a Treviso. Il ragazzo, brutalmente ferito la sera del 12 dicembre 2024, era morto 11 giorni dopo. Nel corso dell'udienza preliminare al Tribunale dei minori di Mestre, 4 dei 5 ragazzi comparsi hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato ed essere ammessi alla messa alla prova, vale a dire allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Tra loro anche la giovanissima che ha colpito Favaretto con la bottiglia appena comprata al supermercato, ferendolo gravemente al collo. L'avvocato della quinta ragazza in aula ha invece presentato un'eccezione relativa alla genericità ed eccentricità del capo di imputazione, con l'obiettivo di far ritirare le accuse più gravi. I 5, tutti minorenni all'epoca dei fatti, sono accusati di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Per il 12 novembre si attende la sentenza a carico del 16enne arrestato fin dalle prime battute e tuttora in carcere per il delitto, mentre il 2 dicembre compariranno davanti al GUP di Treviso anche i 4 maggiorenni accusati a vario titolo dell'aggressione costata la vita a Favaretto. Minorenni che attraversano i binari all'arrivo del treno in corsa oppure attraversano il terraglio con il buio a fari spenti in bicicletta, folli sfide tra ragazzini a Mogliano e continuano i ride dei baby vandali. Quando arrivano il treno si attraversano all'ultimo minuto, chi ha più coraggio attraversa all'ultimo minuto rischiando la vita. Sabato scorso ho visto una ventina di ragazzi che hanno attraversato il terraglio venendo in contromano, che le macchine hanno dovuto bloccarsi, altrimenti investivano questi ragazzi, per non parlare poi fuori dalle scuole. Facciamo una via Gagliardi, tanto per dare un esempio, dove alzano le ruote, corrono con una sola ruota e fanno la gara chi va più vicino alle macchine che si fermano perché non li investono. Giorni difficili a Mogliano, un gruppo di minorenni sta letteralmente rischiando la propria vita, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità altrui per sfidarsi in imprese al limite della tragedia, forse da mettere sui social, forse solo per farsi belli nel branco. Loro stanno mettendo in discussione la propria gioventù, la propria vita, perché un incidente, una toccata, si spezza la schiena, una botta sulla testa, significa, cari ragazzi, perdere il domani e la vita, il domani è vostro. Difficile dire quali siano i modi per arginare questo fenomeno ormai nazionale. I comuni hanno armi spuntate e Muraro invoca la responsabilità delle famiglie. Qui abbiamo la nostra polizia locale che sta intervenendo per quanto gli è possibile per portare una educazione anche a questi ragazzi. Purtroppo tante volte vengono interessate le famiglie e le famiglie scaricano sulla scuola. Io credo che bisogna assumersi un po' di responsabilità anche all'interno delle famiglie. La famiglia è il primo educatore dei giovani, dei ragazzi. Sto parlando di ragazzi delle scuole primarie, sto parlando di ragazzi delle scuole secondarie. Il vice sindaco promette più telecamere di sorveglianza anche a seguito del grave episodio vandalico che ha visto coinvolti gli impianti sportivi di Campocroce, imbrattati con scritte offensive ed oscene. Sono dei costi, ricordo, della collettività, saremo noi a dover tirar fuori 10.000 euro dei cittadini moglianesi per ripulire quella situazione, così come è successo a Zerman, dove hanno imbrattato i bagni del cimitero, luogo ancora sacro, un luogo dove sicuramente non sarebbe mai successa una cosa del genere, per non parlare di quello che delle volte succede anche in centro a Mogliano, dove hanno imbrattato il Brolo, che è un centro dove viene fatta delle mostre di cultura. In questo caso, grazie alle telecamere
ripeto, che io voglio implementare qui a Mogliano. Abbiamo identificato i colpevoli e dopo un iter burocratico abbastanza lungo hanno pagato il 70% dei costi di pulizia che il comune ha dovuto fare. Il prossimo 13 gennaio la sentenza in abbreviato nei confronti di Vittorio Spigoloni, il 67enne giostraio di Oderzo, accusato dell'omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso di Massimo Feletto, il 50enne disabile che la sera del 14 luglio del 2024 stava camminando con la sua badante, una quarantenne di origini marocchine, lungo il ciglio di via Campagne a Tempio di Ormelle. Spigolon dovrà rispondere anche delle lesioni stradali a carico della donna. Era salito alla ribalta il 67enne come componente della banda responsabile di furti a postazioni bancomat delle province di Treviso, Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine e Trento, utilizzando le cosiddette marmotte, esplosivi artigianali avvenuti tra l'agosto del 2020 e il maggio 2021. Per quei fatti l'uomo aveva patteggiato 2 anni e 7 mesi. 2 comunità in lutto, Conegliano e Santa Lucia di Piave, per la tragica morte del 67enne Bruno Tomasi, storico pasticcere. La sorella, distrutta dal dolore, lancia un appello: servono interventi per evitare altre vittime. È ora di finirla con queste stragi. Graziella Tomasi a stento riesce a trattenere le lacrime, è ancora sotto shock per la tragica morte del fratello Bruno, il 67enne, morto in un drammatico incidente stradale lungo via Calapena, la strada che collega Conegliano alle frazioni di Ogliano e Scomigo. Un tratto di careggiata già noto purtroppo per la sua pericolosità, al culmine di una collinetta dove la visibilità è ridotta e il limite di velocità è fissato a 70 km/h. Qui si sono già verificati altri incidenti, alcuni dei quali con esito mortale. A confermarlo sono molti residenti della zona. È già successo un incidente là, perché non si ha visibilità. È già morto un dottor Gracis qualche anno fa, il stesso motivo. È un posto pericoloso quello là. Bruno Tomasi, storico pasticcere in pensione, stava rincasando quando, poco prima delle 19, la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da un 20enne. L'impatto è stato violentissimo, per il 67enne non c'è stato nulla da fare. Toccherà ora alla polizia locale stabilire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell'incidente attraverso le analisi dei rilievi. Illesi il conducente 20enne e l'amico che era con lui. Per oltre 40 anni Bruno aveva gestito un laboratorio pasticceria a Santa Lucia di Piave, dove era conosciutissimo e stimato da colleghi e clienti. Dopo una vita di lavoro si era goduto la meritata pensione, dedicandosi alle sue passioni e alla tranquillità delle colline coneglianesi. Tomasi viveva da solo in una casa immersa nel verde di Strada delle Spezie, tra i filari dei vigneti. Amava le passeggiate, era una persona riservata e gentile, ci raccontano la sorella e gli amici. La sua passione era la caccia, era la natura, il verde, le camminate e stare con gli amici. Aveva tanti amici. Aveva la sua casetta, stava lì tranquillo, aveva i suoi amici che andavano lì a mangiare insieme e abbiamo perso un amico. Oltre al dolore per la perdita del fratello, le parole di Graziella sono anche un grido di allarme e di speranza perché altre famiglie non debbano vivere lo stesso dolore che stiamo provando noi, dice con la voce rotta dalla commozione. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa, ma non so cosa. Ed è stato un pomeriggio di forti disagi anche in A4. Andiamo nel sito del Gazzettino: caos in autostrada, 3 incidenti tra camion a pochi minuti di distanza, chiusi 2 svincoli e traffico, come detto, in tilt. 3 incidenti tra San Donà, San Stino di Livenza e Cessalto, dove si sono vissuti naturalmente dei rallentamenti. 3 distinti incidenti, come detto, avvenuti tra le 15:30 e le 17. La chiusura è stata disposta temporaneamente prima dello svincolo di San Donà in direzione Trieste e successivamente anche del casello d'entrata di San Stino di Livenza in direzione opposta, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Maxi operazione della Guardia di Finanza in tutta la provincia di Treviso nella notte di Halloween, scoperte irregolarità sul lavoro, stupefacenti, violazioni al codice della strada.
La notte di Halloween ha portato, oltre alle feste, anche controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Treviso. In un noto locale notturno della Marca, i militari hanno trovato 33 lavoratori, di cui 22 completamente in nero. Tra questi anche un cittadino marocchino privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il titolare è stato denunciato alla procura per violazione del testo unico sull'immigrazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno perciò chiesto la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione delle posizioni dei dipendenti. Durante i controlli, svolti in tutta la provincia con l'aiuto delle unità cinofile di Treviso e Venezia, sono state ispezionate 65 auto e denunciati 2 giovani pusher trovati con oltre 5 grammi di hashish già suddivisi in dosi. A Castelfranco Veneto, le Fiamme Gialle hanno inoltre riscontrato una serie di violazioni al codice della strada, fermo amministrativo per un'auto senza revisione, patente ritirata a un conducente con un documento scaduto e un'altra patente sospesa in via cautelativa per sospetta guida sotto l'effetto di droga. Guai anche per un ristorante di San Polo di Piave, dove sono stati trovati 2 camerieri impiegati irregolarmente. Al titolare è stata contestata anche la mancata memorizzazione dei corrispettivi e segnalata la sospensione dell'attività. È morto oggi il professor Luciano Mellone, per quasi 20 anni anima del biscottificio in pigiama, allestito nel reparto di pediatria dell'ospedale Caffoncello, iniziativa che stava cercando di riattivare nella nuova cittadella della salute dopo la sua sospensione nel 2023. La direzione generale dell'US2 e l'associazione Per Mio Figlio hanno diffuso una nota in cui ricordano con commozione e affetto lo chef Mellone. Con quello strano visionario biscottificio, si legge, ha alimentato i sogni dei nostri piccoli pazienti, ha portato un sorriso nella loro sofferenza e alla sua memoria sarà dedicato il nuovo biscottificio. Con la maestra Marica, i pasticceri trevigiani, gli allievi della scuola alberghiera aveva trasformato il lunedì pomeriggio in una festa, ha ricordato poi la dottoressa Silvana Agostini, primaria della pediatria e direttrice del biscottificio. Cuore generoso e sempre disponibile, importante anche per le mamme, che accoglieva col suo burbero dolce sorriso con capacità di ascolto e parole di incoraggiamento. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati, torniamo in diretta da studio. Holding autostradale, Pedemontana, contratto pubblico-privato. Si è parlato di infrastrutture ma anche di sicurezza e disagio giovanile al ring con il candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto, Alberto Stefani. Manildo si è perso un passaggio. Questa holding autostradale potrà e potrebbe permettere al nostro territorio di avere maggiori investimenti in conto capitale da poter investire nello sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Quindi è assolutamente possibile, non nascerebbe per coprire nessun buco. Un holding autostradale veneta non è fantasia, ma una proposta concreta e realizzabile. Dallo studio di Ring, il candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, Alberto Stefani, risponde a distanza al suo avversario del centro-sinistra, Giovanni Manildo. Grazie a un emendamento che porta anche la firma di Stefani, l'iter della holding non sottostarebbe alla direttiva Bolkestein, vale a dire la messa a gara della relativa concessione. Parlando più nel dettaglio della Pedemontana, Stefani ricorda che l'amministrazione regionale uscente ha già rivisto il contratto col privato, migliorando e di molto le condizioni per l'ente pubblico, dice. Pedemontana lascia intendere il candidato del centrodestra che dalla regione potrebbe anche essere destinata a passare allo Stato. È un'infrastruttura strategica nazionale, quindi se uno andasse a guardare la natura dell'infrastruttura pedemontana dovrebbe essere data allo Stato. Detto questo, il tema pedemontana è un'infrastruttura che ha garantito uno sviluppo infrastrutturale di un territorio. Sul fronte sicurezza, il candidato del centrodestra ha poi commentato i dati del Sole 24 Ore sulla criminalità, in cui spiccano le denunce a carico di minori, con la Marca in vetta alla preoccupante classifica. C'è bisogno di collaborare per quello che la Regione può fare anche con le realtà locali e le realtà comunali, gli educatori
di strada, la possibilità di intervenire in loco. Questo risulta fondamentale anche per vincere l'isolamento che questi ragazzi vivono. Gli educatori di strada non sono prerogativa della sinistra. Da sindaco di Borgoricco, lo stesso Stefani ha introdotto queste figure, così come è convinto dell'importanza del servizio Veneto, il campus di 15 giorni per i ragazzi, fianco a fianco con la protezione civile. C'è la necessità di studiare sempre di più, dal mio punto di vista, delle forme di sensibilizzazione locale e garantire a questi ragazzi di uscire soprattutto dai modelli sbagliati dei social network. C'è la necessità di ritornare al senso di comunità e per farlo c'è bisogno di collaborare, per quello che la Regione può fare, anche con le realtà locali e le realtà comunali. Dopo l'ennesima vittima sul lavoro ieri in provincia di Rovigo, il tema degli infortuni sui posti di lavoro appunto torna in primo piano nel dibattito politico. Oggi alla prima edizione del TG ha parlato Gabriele Zanella, candidato per la lista Pace, Salute e Lavoro, che sostiene la corsa di Giovanni Manildo alla presidenza del Veneto. Aumento degli organici e dei controlli degli Spisal e introduzione del reato di omicidio sul lavoro sono per Zanella le priorità. La priorità che va data alla sicurezza è praticamente inesistente, perché il rischio di un controllo è infinitesimale, le sanzioni correlate sono anch'esse ridicole, inadeguate, le pene nel momento in cui succede sono anch'esse, diciamo, non adeguate alla gravità di questo fenomeno, alla gravità di questa strage. Dal punto di vista della legge, noi riteniamo, della pena, noi riteniamo vada introdotto il reato di omicidio sul lavoro, ma quello che in questo momento è più pressante è la prevenzione, ovviamente, e il fatto che lo Spisal, anziché essere tagliato come è stato fatto anche qui in provincia a Conegliano, vada aumentato nell'organico, che i controlli vadano aumentati, dopodiché che vada anche facilitata in qualche misura la denuncia, perché molto spesso, non in tutte le realtà, c'è, diciamo, una possibilità che ci sia un RSU sindacale, dei delegati sindacali che si prendono a cuore questo tipo di tema. Molto spesso siamo in realtà industriali di piccola e media impresa, nei cantieri e quant'altro, non sindacalizzate, nelle quali questo non avviene, e molto spesso il lavoratore stesso, precario, quindi ricattabile, quindi in difficoltà, non è nei rapporti di forza da sentirsi di fare una denuncia. Al di là del piangere il caso sul giornale per 2 giorni, è una situazione che da anni ci vede con 1500 morti l'anno su scala nazionale, con il Veneto purtroppo in testa a questa classifica e con una classe politica che non fa nulla di concreto per porre finalmente fine a questa strage. Grazie alle nuove disposizioni cambia l'età minima per guidare gli autobus. Arrivano i primi autisti 18enni, un segnale positivo per un settore alle prese con una cronica mancanza di conducenti. Con il nuovo codice della strada, l'età minima per guidare autobus e mezzi pubblici è scesa da 21 a 18 anni. E Riccardo è uno di quei ragazzi che non vedeva l'ora che questo accadesse. Da 3 settimane ormai che ho la patente, finalmente, anche perché è stata un po' un parto col discorso della nuova riforma della patente. Ci ho impiegato 8 mesi di studio, quindi non è stato facile, e adesso che ho realizzato il tutto, per me è una soddisfazione enorme. Oggi è autista della Battistuzzi Autoservizi. Per lui non solo un sogno che si realizza, ma anche una grande responsabilità. Ha la patente ma non ha l'esperienza, e allora sta a noi adesso nei prossimi mesi e anni costruirgli anche l'esperienza step to step, prima con mezzi più piccoli, in affiancamento a qualche autista, insegnandogli cosa vuol dire essere in strada, prima di tutto la sicurezza. Un percorso cominciato molto prima, tra passione, studio e tante ore di pratica. Già nel nostro piccolo, abbiamo cominciato a pensare a fare una piccola academy. Infatti Riccardo, il ragazzo che avete intervistato e che è qui con noi e ha la patente, noi l'abbiamo preso ancora in periodo in cui non era possibile integrarlo al 100% in azienda, ma integrarlo nella mentalità. Quindi ha cominciato a capire come funziona questo lavoro
si è inserito molto bene qui, ha capito come funziona anche il meccanismo degli autobus che non sono camion, quindi ha a che fare con gente, ha a che fare con persone, con bambini, con adulti, con stazioni sociali diverse. Una passione che torna finalmente a coinvolgere i più giovani, una buona notizia in un settore che negli ultimi anni ha sofferto una forte carenza di autisti. Il vero problema è nato con l'abrogazione del servizio militare. Quando i ragazzi facevano il servizio militare, partivano bambini, tornavano adulti molto spesso con una patente in mano. La convertivano da militare a civile e quindi era un serbatoio, un bacino d'utenza per noi importante. Con l'abrogazione del servizio militare ci siamo trovati nel tempo spiazzati. Da qui la proposta del titolare per invertire la rotta. E solleciterei proprio la politica a dire: affidateci gli incarichi di fare queste piccole academy all'interno delle nostre aziende. Sarà qualcosa che interessa più ai nostri figli che non a noi. A me interessa poco, però alle nuove generazioni avere la possibilità di costruirsi anche una professionalità in questo settore sarà un vantaggio per noi, per loro, ma anche per i nostri utenti in futuro. A Roncade oggi un convegno sul governo del territorio e le sue buone pratiche per ricordare anche la scomparsa dell'architetto Alessandro Lillo. C'era una volta H-Farm, quando il campus alle porte di Roncade era solo un sogno ed un progetto nella mente dell'imprenditore Riccardo Donadon. Realizzarlo, senza aumentare ulteriormente la cubatura all'interno del comune, è stato un processo ingegnoso e complesso di cui si occupò l'architetto Alessandro Lillo, scomparso all'inizio dell'anno, che un convegno ha voluto ricordare all'interno delle buone pratiche e delle esperienze coraggiose in provincia di Treviso. Alessandro Lillo ha interpretato nel modo più alto la funzione del civil servant, no? Del servitore dello Stato, della pubblica amministrazione, e l'ha fatto con rigore e con coraggio. Questa iniziativa era assolutamente nuova per le amministrazioni ed era un'iniziativa che impegnava moltissimo, non solo Roncade ma tutte le altre amministrazioni coinvolte. Occorreva quindi che qualcuno accettasse questo ruolo di regista, incoraggiasse l'amministrazione e parlasse alla comunità. Lui è stato decisivo perché in realtà non ha fatto solo il tecnico, in realtà ha aiutato l'amministrazione a spiegare i contenuti tecnici e a far sì che diventasse un'operazione sociale. Questa non è un'operazione di addetti ai lavori, questa è un'operazione di partecipazione collettiva a una grande idea e la realizzazione di un sogno. Uno sguardo strategico quello di Lillo, capace di anticipare i tempi e unire pubblico e privato nel migliore dei modi possibili, quelli dell'efficienza, dell'innovazione tecnologica, ma anche del rispetto del territorio. Il gruppo Edilizia e Territorio del Centro Studi, nonché i suoi colleghi che lavorano in comune, in provincia e in regione, hanno voluto ricordarlo così, proprio il 5 novembre, giorno del suo compleanno. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Visita lampo del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco oggi in città per un briefing organizzativo delle Olimpiadi invernali del 2026. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, praticamente pronte le infrastrutture sportive con lo stadio del ghiaccio universalmente accessibile. Si attendono le rifiniture allo sliding center. Sul piano organizzativo della sicurezza in primo luogo le novità sono arrivate dal briefing svolto dal sottosegretario all'interno Emanuele Prisco al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oggi sono stati consegnati i lavori per il distaccamento di Cortina dei Vigili del Fuoco. Il Ministero è intervenuto su 2 distaccamenti che avevano con il demanio, che avevano le difficoltà anche strutturali, quindi Cortina e Feltre, e per cui sono stati affidati i lavori. È stato fatto il punto sul potenziamento di mezzi e strumentazioni per il personale, 4 milioni di euro di investimento sull'intero Veneto, mezzi nuovi e specifici per innalzare il livello di sicurezza durante le Olimpiadi e strumentazioni di ultima generazione per la ricerca di persone scomparse. Accanto a questo abbiamo ovviamente valutato tutte le organizzazioni logistiche dei mezzi di soccorso, del potenziamento dei mezzi, del personale e delle strumentazioni utili a innalzare al massimo i livelli di sicurezza per i cittadini e per chi verrà ovviamente a vedere le Olimpiadi. Sicurezza a 360 gradi che comprende anche l'occhio vigile puntato sulle infiltrazioni criminali di competenza di una struttura dedicata del Ministero dell'Interno. Ha fatto numerosi interventi per evitare che le infiltrazioni mafiose vi possano essere sugli appalti, ovviamente sono appalti dove girano molte risorse economiche
specifiche e quindi appetibili alla criminalità organizzata. Sono stati 48 da inizio anno gli interventi della Commissione in tutte le aree attenzionate, che sono in particolar modo i cantieri di Milano Cortina e i cantieri del sisma del centro Italia, 6 da inizio anno proprio specifiche su aziende che avevano tentato di introdursi negli appalti di Milano Cortina. Sul fronte degli alloggi del personale delle forze di polizia il problema sembra superato per Cortina, mentre si sta lavorando per ricavare gli spazi destinati agli agenti destinati alla centrale operativa olimpica a Belluno. Si sta completando l'allestimento di quella che diventerà poi la zona COC della provincia di Belluno, proprio dentro il comando dei Vigili del Fuoco, l'ho anche visitata oggi, e sarà proprio specificatamente per le Olimpiadi anche la sala operativa, rispetto alle quali stiamo organizzando tutti i livelli logistici necessari per partire a pieno durante le Olimpiadi. Dopo mesi di tensione al Folador De Rossi di Agordo, la decisione, la preside Antonella Pacceri ha lasciato il suo incarico e la nomina del o della sostituta potrebbe arrivare a stretto giro. L'ufficio scolastico regionale ha pubblicato l'avviso per cercare il reggente e il termine per la presentazione delle candidature scade domani. Pacceri è stata destinata al centro provinciale per l'istruzione per adulti, che a settembre era stato dato in reggenza alla dirigente dell'istituto comprensivo dell'Alpago. Tutto sistemato? Ni a sentire il comitato dei genitori, che nelle scorse settimane aveva presentato una serie di richieste tuttora inevase, oltre a un ricorso pendente al TAR depositato da 185 famiglie. L'auspicio è che con il nuovo corso possa ritornare la serenità nell'ambiente scolastico in fibrillazione da alcuni mesi. Dopo la notte di tensione fra lunedì e martedì in Sinistra Piave, con l'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata certamente usata per i furti denunciati nei quartieri di Levego e Sagrogna, l'annuncio del comune di Belluno, che sta predisponendo con Edison la nuova illuminazione pubblica. Si avvicina la riaccensione dei lampioni. Sicuramente oggi siamo contenti perché hanno iniziato da circa 3-4 giorni questo cambio di queste luci, di queste plafoniere a LED. Man mano che verranno cambiate, logicamente lasceremo aperti le luci anche in quelle 3 ore che attualmente avevamo chiuso. Ore contate per l'annuncio Fiat Lux che il Comune di Belluno si appresta a dare mano a mano che le imprese appaltatrici del progetto Edison completeranno la sostituzione delle lampade e dei lampioni con luci a LED. Dopo 3 anni di buio completo nelle ore notturne fra le 2 e le 5, motivate dagli alti costi energetici, in tutta la città si tornerà a respirare aria più sicura. Sono lavori che termineranno, spero, verso fine del mese di febbraio. Siamo partiti da Levego, adesso andremo verso Castion, Caleipo e tutta la zona. Che sono i quartieri da dove più alta si è elevata anche la voce dei cittadini che chiedono per l'appunto anche per quella percezione di sicurezza che l'illuminazione pubblica notturna venga ripristinata. Assolutamente sì, io faccio presente che nel 2022 quando siamo arrivati il costo dell'energia era 0,76 euro a kilowattora, oggi siamo a 0,32. Lo spegnimento dei lampioni certo ha agevolato le bande di malviventi che riescono a muoversi, a dileguarsi con estrema facilità, ma che, è l'auspicio dei bellunesi, potranno avere vita meno agevole in un prossimo futuro. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono state e che ci saranno in prospettiva, però diciamo che oggi mettiamo un punto fermo. Sul fronte della cronaca resta da segnalare la denuncia di un uomo di mezza età che a Belluno città, per motivi ancora ignoti, ha sparato contro le auto in sosta danneggiandole. La polizia, che lo ha individuato, ha sequestrato l'arma nella sua abitazione, che pare sia una fra quelle in libera vendita. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, a tutti una buona serata, arrivederci.